Quarta corsa, un miglio per cavalli di 4 anni, sono in 10, dopo il ritiro di Eva Luna R, lo schieramento 1 Enevia Valsan, 2 Elli delle Naldine, 3 Eagle, 4 Eteniest, 5 Energy Adri, 6 Eden Stella in seconda fila, 7 Etonansi, 8 e per sempre MTT, 9 Edin dei Daltri, 11 Etti del Ronco, proprio Edin dei Daltri ed Etti del Ronco sono i due più attesi. Castrone di Maurizio Cheli e la femmina di Antonio Di Nardo. Macchina che comincia ad accelerare, lascia andare i concorrenti. Partiti. Eagle, veloce in testa, supera Elli delle Naldine, all'esterno c'è Eteniest. Eteniest rimane per il momento largo all'esterno perché Eagle va via a velocità più che discreta, completa i primi 200 in 14,9 e si mantiene in vantaggio, deve accodarsi in terza posizione Eteniest, dietro Elli delle Naldine, più indietro in quarta c'è Edin dei Daltri che accenna a spostare dopo i primi 400 metri, ma viene anticipato prontamente proprio da Numero Eteniest. 5 Energy Adri All'esterno c'è squalificato. anche Etti del Ronco e così si formano più pariglie con in quarta posizione lungo la corda Eden Stella, 600 che se ne vanno in 47 e davanti alle tribune in vantaggio è sempre Eagle che ora guadagna un paio di lunghezze sulla pariglia Elli delle Naldine e Eteniest, 800 metri completati in 1 minuto e 8 decimi. Sempre più di 2 lunghezze di margine per Eagle che continua a guidare a buona andatura e il chilometro se ne va in 1,15,8. All'esterno ora la terza ruota di Edin dei Daltri che è seguito da Eden Stella e soprattutto da Etti del Ronco che scatta in quarta ruota. Intanto in seconda posizione è passato Edin dei Daltri, ma è sempre netto il vantaggio di Eagle a metà dell'ultima curva, una ventina di metri. A centropista Etti del Ronco cerca di portarsi su Edin dei Daltri, intanto Eagle è sempre in fuga e affronta la dirittura d'arrivo con una ventina di metri di margine, ma si getta di galoppo. Di galoppo improvviso Eagle, così a centropista scatta Etti del Ronco che va su Edin dei Daltri che tenta la difesa, i due più attesi sul palo e probabilmente Etti del Ronco che riesce a prevalere ma di strettissima misura su Edin dei Daltri. 1,16,1 con 32 però a chiudere. Andiamo a rivedere se possibile il replay delle ultime battute con alla corda Edin dei Daltri, all'esterno Etti del Ronco che guadagna terreno. Nel finale Etti del Ronco riesce a mettere qualcosa davanti all'avversario, vedete una testa di vantaggio sul traguardo per Etti del Ronco che raccoglie così la prima vittoria in carriera. Grande sfortuna per Eagle che aveva ormai corsa praticamente vinta, ha sbagliato all'ingresso in retta d'arrivo quando aveva una ventina di metri di margine. E il successo così per Etti del Ronco, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, per conto di Manuele Casillo.